Non è un remake di quella tendenza mismatched venuta fuori intorno al 2020, ma una sorta di sfilata e pose nelle quali le donne indossano volutamente scarpe diverse, raccolta in uno spot e proiettata verso il volere dare un forte significato all'8 marzo, ricorrenza della Giornata internazionale della donna. L'idea è del Sir Optimist International, che ha lanciato la campagna Camminare con scarpe diverse per la parità di genere, proposta accolta dal Club di Agrigento, che ha elaborato un video che ritrae alcune delle socie che camminano o semplicemente indossano scarpe differenti. Perché si sa, al di là di quella moda mismatched lanciata qualche anno fa, incedere con calzature diverse evidenzia una differenza, uno sbilanciamento, disegna una storia delle donne fatta di difficoltà ma contestualmente di forza e capacità di superare gli ostacoli, di una società, come afferma il video, che senza gli adeguati aggiustamenti, camminando su scarpe diverse, rischia di inciampare, rallentare, zoppicare e spesso fermarsi. È proprio questo il senso dell'idea che da nord a sud dell'Italia lancia il Sir Optimist, con un messaggio corale che si conclude con le parole della presidente Paola Toscano, che nel video afferma perché l'8 marzo non sia la giornata internazionale per i diritti delle donne, ma sia la giornata delle donne per i diritti di tutti. Il contributo è stato condiviso sulle piattaforme social e noi, durante il servizio, ne abbiamo proposto uno spaccato.